Buonasera a tutti, bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora c'è in giro, nei commenti in diretta, sui giornaloni, nei talk, che via via si aggiornavano, uno, strano compiacimento, anche un po' masochista, anzi molto masochista, per quella che è una triste, negativa, ma di fondo, prevedibile ovvietà, cioè il fatto che i negoziati tra Russia e Ucraina che sono iniziati oggi a Istanbul sono irti di difficoltà, sono ipercomplessi, non hanno segnato passi avanti o hanno segnato passi avanti millimetrici e insomma il fatto che il pantano della guerra russo-ucraina sia tale anche adesso e sia molto difficile uscirne. Che da un lato, ripeto, è un'ovvietà. Noi siamo entrati nello schema del negoziato da quando alla Casa Bianca c'è un signore che si chiama Donald Trump. Prima c'era solo il pantano delle trincee, solo il pantano dove si moriva, che c'è ahimè anche adesso c'è il pantano diplomatico che al momento sembra tale, ma se esiste perché quantomeno si è sdoganato quello schema. È una trattativa bellica, geopolitica, globale, come dire, non si risolvono in genere in 3 ore le trattative per l'acquisto di un immobile. Diciamo che la notizia sarebbe stata quell'altra, cioè se oggi fosse successo qualcosa di clamoroso, visto anche che le delegazioni sono formate oggettivamente soprattutto da parte russa, da membri non di serie A dell'articolazione di potere putiniana. E tra l'altro a monte c'è il tentativo di Putin, dopo aver lanciato l'appuntamento a Istanbul, diciamo, più che di boicottarlo, di trascinarlo all'infinito. Cioè Putin vuole continuare a giocare a scacchi, rinviare, mangiare pedine, che vuol dire territori chilometro per chilometro nel suo schema, mentre Trump aveva chiamato un'ultima mano di poker e voleva stanare il bluff di Putin e a nostro giudizio ancora buone carte per stanarlo. Ma insomma questa è la cornice di quello che è successo oggi. Il bilancio è scarno, molto scarno, l'unica cosa sostanziale è questo, è stato annunciato quello che è comunque il più grande scambio di prigionieri dall'inizio della guerra, circa 1000 per parte. Non è una banalità dato gli uomini, le famiglie coinvolte e la condizione in cui sono tenuti prigionieri di guerra, spesso, come dire, soprattutto in cui sono detenuti da parte russa. C'è poi un sostanziale nulla di fatto, soprattutto da un punto di vista diciamo ucraino-europeo. Qualcuno addirittura dice la Russia ci sta prendendo in giro, Merz dice gli sforzi diplomatici sono falliti ma non ci arrendiamo, cioè c'è la sensazione di un rinvio senza un nulla di fatto, ma c'è un'inspiegabile quasi soddisfazione, perché qual è il retropensiero di lor signori, no? Che essendo lo schema negoziale lo schema impostato da Trump per sciogliere questo dossier, se va male è una buona notizia, cioè come dire, chi se ne frega se noi siamo italiani, europei, occidentali, e sarebbe nostro interesse finisse questa orrenda guerra alle porte dell'Europa. Invece c'è un clima tutto quasi di compiacimento e di definitività del risultato, che invece è assolutamente iperprovvisorio, perché rimangono 2 oggi virgolettati chiave rispetto alle ondate di virgolettati che trovate sui siti e troverete sui giornali. Il virgolettato di Donald Trump: non si risolverà nulla finché non ci incontreremo io e Putin, voglio incontrare Putin il prima possibile. La risposta a ruota, perché quando poi viene snidato e pressato il Cremlino è obbligato a dare qualche segnale, la risposta di Peskov che dice un incontro col presidente americano è necessario e lo terremo. Ovviamente una risposta parziale, insoddisfacente nella concretezza, ma è la conferma che si dovrà tenere questo incontro. Cosa voglio dire? Che uno, è nostro interesse che il percorso, come era prevedibile millimetro per millimetro, vada avanti. Due, sfugge l'alternativa di lor signori. L'alternativa di lor signori è per caso militare in assenza di America, quindi condurre una guerra totale alla Russia senza ombrello americano? Beh, in questo caso si tratta di chiamare delle ambulanze, perché siamo nel campo della psicopatologia, non della geopolitica. L'alternativa è quella di Macron, cioè che ci pensa l'ombrello francese, che ci riarmiamo perché il riarmo è un riarmo anzitutto francese, c'è l'ombrello nucleare francese. Questo quindi, come dire,
la guerra come scusa per diventare sudditi del macronismo, di questo neobonapartismo. Non c'è un'alternativa credibile allo schema trampiano del negoziato. Già solo per interesse dovremmo tifare tutti per questo schema. Si va avanti per millimetri? Sì, era ovvio, e rimane il fatto che se c'è uno che può risolverla si chiama Donald Trump. Grazie a tutti, buona serata. Tra un manifesto e lo specchio